Bentornate carissime Aquile, oggi 17 settembre 2019 riparte Aquile Libere sempre qui su Telepordenone come tutti i martedì sera da qui in avanti. Ci siamo presi una piccola pausa, un po' di riposo anche per noi, ma riparte il nuovo ciclo, la nuova stagione di Aquile Libere. La trasmissione curata, creata dal movimento Aquile dal Friul. Come ricordiamo sempre, se non ci pensa la carta stampata locale, la televisione locale, ci pensiamo noi di Aquile dal Friul e Aquile Libere per promuovere il nostro Friuli e promuoverlo, difenderlo in tutte le maniere possibili. Ripartiamo dunque con questa nuova stagione con le rubriche solite dei nostri cari amici La Chiacchierade, l'amico Ganzit con la sua nuova rubrica. E in più avremo moltissimi ospiti nuovi, tantissime personalità del nostro Friuli, tantissimi professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori che ci spiegheranno le loro avventure e ci illustreranno quello che loro fanno per valorizzare questa nostra terra così importante. Riparte la stagione di Aquile Libere da un posto storico, in un luogo storico, per una manifestazione storica. Quest'anno Friuli Doc Udine, in questo weekend del 12 di settembre, Aquile Libere è presente per documentarvi quello che sta accadendo appunto a questa manifestazione che ricopre gran parte del centro della città di Udine e mette in campo numerosi stand provenienti da tutto il Friuli, enogastronomici ma non solo. Quest'anno il tempo promette bene, la gente è presente numerosa già alla prima serata inaugurale e ben ci si aspetta da questo weekend friulano. Prima serata Friuli Doc 2019, quali sono le aspettative di questa edizione, di quest'anno? Quest'anno sicuramente il bel tempo porterà bene a questo evento ormai consolidato e che insomma è sicuramente partecipato e quindi conto di far conoscere quelli che sono i nostri prodotti del territorio, rivisitati con diciamo, la nostra maniera. Girando per Friuli Doc gli stand troviamo un caro amico di Aquile Libere che è qui a lavorare, diciamo, ma a promuovere comunque i buonissimi prodotti della Blava di Mortean. Cosa preannuncia questa edizione di Friuli Doc anche per Blava di Mortean? Sicuramente è una buona edizione perché la previsione del tempo è ottima, quindi si prospettano 4 ottime giornate di promozione e speriamo anche di vendita, quindi sicuramente un'annata buona quest'anno, inizia proprio bene. Cosa troviamo nei banchi della Blava di Mortean? Come sempre tutti i nostri prodotti, quindi a partire dalla farina che è la nostra principale base, e poi anche i prodotti da forno e soprattutto la polenta pronta fresca in 3 versioni, come vedete, la bianca, la gialla e anche quella col grosso saraceno, la grise. Un successone sicuramente e in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Ciao. Al Friuli Doc anche Giulia di Apicarnia, alla quale chiedo subito di presentarsi e presentare anche la propria azienda. Sì, buonasera, io sono Giulia e lavoro per Apicarnia, è un'azienda basata, diciamo, abbiamo i laboratori a Piano d'Arta, soprattutto al mezzo, e abbiamo più o meno 1500 arnie sparse in diverse zone del Friuli e della Carnia. Direi bellissimo e buonissimo. Cosa promette questa edizione di Friuli Doc? La gente si sofferma, è interessata al prodotto? Ma per essere un giovedì molto bene, nel senso sono le 11 di sera, c'è ancora tanta gente in giro, quindi speriamo.
Stand cucina di Carnia, i charsons più o meno sappiamo tutti cosa sono, ma i fregoloz? I fregoloz sono praticamente degli spazi, diciamo che noi nella montagna si facevano questi fregoloz in casa, che quella volta i gnocchi era un po' più difficile, quindi sono nati prima i fregoloz e poi i gnocchi su da noi. E sono praticamente la pasta tipo gnocco, fatto con farina, acqua e un po' di uova. Si grattugia praticamente, questo qua cade nell'acqua, si fa bollire. Girando per le strade di Udine e le piazze di Udine si trovano moltissimi stand da tutto il Friuli, da tutta la Carnia, la Bassa Friulana. Abbiamo moltissime tipicità della montagna, veramente una bellissima manifestazione. Buona salute a tutti. Questa sera stiamo registrando dopo una giornata passata ieri praticamente a farmi una grande pasciuta di cimici grigie asiatiche. Pomeriggio alle 2:30 si è riunita la Commissione Agricoltura, la Commissione 2 Agricoltura della Regione, sala consiliare piena con delegazioni di sindaci, assessori, organizzazioni sindacali e soprattutto produttori. Produttori che sono letteralmente nella bufera in questo periodo qua, perché al momento della raccolta, quando ti trovi con percentuali di perdite del 60, 70, 80%, alcuni anche al 100%, e praticamente col raccolto distrutto solo da buttare, è chiaro che l'umore non è dei più gradevoli. Il problema è che comunque la cimice quest'anno, praticamente è il quinto anno che sta martellando la nostra agricoltura. Alcune aziende hanno già eradicato anche gli alberi perché tutte le soluzioni che sono state cercate non hanno dato risultato e soprattutto le prossime che si cercherà di fare non daranno risultato a breve. La considerazione che ho fatto è stata abbastanza semplice, nel senso che portando i saluti istituzionali come assessore, ho anche rimarcato il fatto che abbiamo fatto una corsa contro natura da ormai 40 anni, eliminando le siepi, facendo questo grande riordino qui a nord, diciamo a nord di Codroipo, del Medio Friuli, quello di Sedeliano, un riordino che mi ricordo benissimo, allora avevo 35 anni quando è stato fatto, è stato, diciamo, abbiamo cercato, non dico di ostacolarlo, ma almeno di far capire l'attenzione che ci voleva verso l'ambiente. Purtroppo questo non è successo e questo mega riordino dal punto di vista, diciamo, tecnologico è andato bene perché avevi l'acqua a pressione, hai potuto arare fino sulle strade, hai tirato per bene gli appezzamenti, c'è stato un po' di problema, diciamo, con il sistema catastale perché i cambi nel sistema burocratico sono lentissimi e di conseguenza ci si è trovati in una situazione che da una parte ha favorito le produzioni, soprattutto quelle maidicole ma anche quelle frutticole, però, diciamo, ha creato una situazione, un fianco debole, una situazione di debolezza nell'ambiente. Ora, ancora dopo, è successo che nel 2006-2007 è stata chiesta l'eradicazione delle ultime siepi rimaste in conseguenza del fatto che si considerava le siepi, diciamo, ambiente ospite del parassita che portava il virus vettore del colpo di fuoco batterico sui meli. Un discorso un po' difficile per voi telespettatori, ma questo ha fatto capire che la scienza, l'unico modello che aveva era quello di continuare a tirar via tutto. Ora la natura, che non è stupida ed è figlia anche, diciamo, di un'intelligenza superiore, come dice Liebig, ha atteso con pazienza il momento giusto. Il momento è arrivato con l'immissione, diciamo, nell'ambiente, è arrivata, sì, nessuno ha dato a comprarla, ma è arrivata questa cimice marmorata asiatica, non ha trovato nessun antagonista ed è andata a nozze, distruggendo tutto quello che trovava, perché è un insetto polifago devastante. Ora cosa succede? Che l'anno scorso, 2018, i tecnici dell'ERSA trovano su una siepe di un'azienda biologica di Cordenons l'insetto antagonista. Questo insetto antagonista è una varietà molto aggressiva verso la cimice e di conseguenza sembrava che fosse risolta la questione. Ma dov'è il problema?
Primo, non abbiamo le siepi, perché l'insetto antagonista ha bisogno di siepi per potersi adattare all'ambiente e poter combattere la cimice. Seconda cosa che è successa, ci siamo trovati di fronte a un insetto che non è autoctono. Prima domanda, chi è che l'ha portato? Ma il terzo problema che è nato è proprio da mettersi a ridere. In pratica noi abbiamo i regolamenti della CE e tutte le condizioni, diciamo, di utilizzo degli insetti utili in agricoltura, che sono molto restrittive quando questi insetti non sono autoctoni. Ma dal momento che la natura è più saggia delle leggi dell'uomo, ha già provveduto verso chi ha lavorato in maniera, diciamo, positiva a premiarlo, trovando l'insetto che gli combatte la cimice. Ora, l'unico punto di passaggio che abbiamo è rimettere le siepi, eliminare quella legge lì, perché se la burocrazia vince noi per diversi anni non possiamo immetterla, e dall'altra parte abbiamo la necessità assoluta di far sì che la natura, lasciata in pace, dunque non utilizzare mezzi chimici, porcherie varie, di lasciarla in pace e, come si può dire, in modo tale che tiri fiato e si riprenda. Quanto tempo ci vorrà? Io spero poco, perché comunque se si tratta di qualche anno, come ci vorrà sicuramente, questo sarà devastante per la nostra agricoltura. È un insetto che non si ferma con niente, non si ferma con la chimica, non si ferma con i mezzi meccanici e le reti, e di conseguenza questo dovrà farci riflettere in maniera molto attenta per come condurremo questo modello agricolo nei prossimi anni, ed è, ve lo dico chiaramente, un modello da abbandonare, da riprendere in mano, e qui ci vuole un grande lavoro anche della politica a livello regionale che rimetta a posto quello che ordinariamente ha pensato che dal punto di vista scientifico fosse buono e invece si è dimostrato fallace. Ora, compito dei nostri politici è proprio quello di non lasciarsi abbindolare da una scienza fasulla, ma prendere in mano realmente la situazione, capire il messaggio che ci ha mandato Madre Natura, osservarlo, metterlo in pratica e andare avanti su quel modello lì. Questa è l'unica strada disponibile. Buona salute a tutti! Mandi a tutti, benvenuti a Aquile Liberis, insieme con Ciaccarade e con Noatris, queste volte è Patrizia Ceccato. Ma per se la vino chiamate con lei? Patrizia Ceccato. Siccome come i miei pizzaioli sono furlans, alla vinta il campionato italiano un professore di un istituto di Udine, che dopo che i napoletani si sono arrabbiati perché hanno detto alle furlan non si può dare il premio, e vi saltate fuori queste polemiche, ma chi vengono pizzaiole? A Bertiul, Zovine, Furlane, e sono tutti a crompare le pizza per mangiare la sera, no? In particolare. Allora, mandi Patrizia. Mandi, buonasera. Allora, se mai tu hai pensato di fare la pizzaiola? Io ho attaccato un nuovo fa in spa ad un man in questa pizzeria che aveva appena avviato, e un anno dopo il pizzaiolo che faceva la pizza lì di noi l'ha deciso di là di un'altra banda a lavorare, e quindi io ho ricevuto lavoro fisso e mi sono proposta di imparare questo lavoro che non avevo mai fatto. Però tu avevi fatto, perché tu hai fatto la scuola? Ho fatto il CFP di Cividal, pasticcerie, però di pizzerie proprio te non avevi fatto grandi robis. Ma in un anno tu hai avuto la maniera di... Sì, ho imparato una settimana, e dopodiché il pizzaiolo l'ha via e ci rodiraghiamo un po' come che potevi, finché... Con tutte le in che tu hai, mi pare che tu ti rangi bene, no? Dunque tu sei stato un foro lì, no? Sì, da un panifici, Fornociani. Lì a Bertiul, e tu fai la sera, perché tante in che vengono a cioiti queste pizza. E dispo, qual è la pizza che va di poi? Di poi va tra la capricciosa e la margherita. E la margherita. Pizze tonali, sì. Ma tu hai la tua pizza? La mia pizza l'hai creata l'anno passato, dal mese di ottobre, che è fatta con la crema di coce, mozzarella, fongs porcins, squette affumicate e il speck mettuto in cottura agli starelli, così almeno che il tocco di croccantezza. Sì, mi venga a gola, devi essere ciale. Sì.
E che infatti vado a mettere il periodo dalla coce. Beh, di sicuro che ti va bene, no? E a proposito, Frus, qual è la pizza che avresti in gusto di mangiarlo? Una volta mangiavo in pizza e wurstel o prosciutto, come invece vanno dal salamen al tonno e cipolla. E c'è poi piccante, no? Sì, proprio come gli adulti. Sì, come i greci, sì, no? Non sono mai res, ma sono più piccoli che mangiano che robe lì. Perché noi greci, sì. Che i greci non si arriva a digerirle, non si arriva così, non si arriva colà, non sono sempre mille scuse. Sì, sì. E senti, tu teatro però non tu vuoi fare, perché in casa a sto mare, che hai tanto Giovanosca, tanto Clar di Luna, e tu? Hai fatto un anno quando eri più piccinine, pensi che l'avevi agli elementari. Hai provato a fare queste esperienze, ma non sono tan portate. Sì, ma vi ho detto che ti sarei servuta per vendere pizza, sì. In che modo poi. Però non fa stan per me. E tu se penseresti tu di poter fare, qual sarebbe il tuo sogno? Il mio sogno è le viaggi nelle pasticcerie, come sor, e anche la mia famiglia, mia madre, che ha sempre avuto questo sogno di entrare, magari frequentare una scuola di pasticcerie, non ha potuto di giovane. E quindi dai una possibilità, sì. No? Allora c'è stato dome torti. Dome torti se allora mi tocca venire a chattare. Allora mi tocca venire a chattare, no? Sì. E allora un domani tu faresti gusto di viaggi, questo. Sì. E altri sogni se ti piacerebbe? Ma più che altri come principali hai qualche. No, sì. E dopo per lavoro? E dopo per lavoro altre robe, vita sentimentale, ma no di impegnativi, sì. Di progetti. Beh no, io ti auguro insieme che con Aquile Liberis di che i tuoi desideri a poter essere veri fra un po' di tempo e tanti belli robis. Allora io come al solito ti saluto i telespettatori con Furlan, Fevelet Furlan, mandi ad oggi e mandi in chat. Mandi.